Il progetto ERSA che abbiamo fatto adesso, vedendo i campionamenti che sono stati fatti l'altra settimana, ci danno due risultati, uno buono e uno meno buono. Cioè, stiamo vedendo le zone adesso, abbiamo visto che la zona di Grado, verso Grado, che sarebbe la Muggia, non so come la chiamano loro, la Muggia, ha dato dei risultati. Invece la zona di Buso sopra, per adesso è negativa, come che abbiamo già fatto 2 o 3 anni fa una prova, è data sempre negativa. Cioè proprio non abbiamo trovato nessun riscontro, ecco. Però vedendo che bisogna, secondo me, anche da come che ho capito io, specialmente che io sono in contatto anche con il Veneto, bisogna seminare. Cioè, se seminiamo sempre, anche loro avevano delle zone che erano sterili, hanno fatto 3-4 anni sempre di semina, si sono riprodotte. Cioè, penso che bisogna fare quello, ecco. Un progetto del genere dà il ripristino delle zone che non c'erano. Secondo me bisogna andare avanti con questi progetti, almeno un paio di volte, cioè farne un paio di progetti e vedere se proprio le cose si sistemano come prima, ecco. Perché secondo me hanno i risultati, vedendo il progetto dell'ERSA, il progetto regionale che abbiamo, per me i risultati ci saranno.